Tanno, come te nascita io sono scritto Sunnichi e Triulas del 1932. In domo binnaiata un attimo, però binnanna scritto a terror duoso prima e mene, e questo finché sono morto, scommente binna morto in seguito a sostempo sbagliata una mortalità infantile metà arta. Quindi babbo a chi su carsolaio, mamma ha iato una latteria. Mi so pesato abbastanza valorido, abbastanza obbediente, rispettoso, e poi si arriva a sala scuola elementare. In nove io sono arrivato a sa quinta elementare, il anno scolastico 41-42, cioè 42-43, anzi sì, 42-43, ha finito la quinta elementare. E in cui si è fermata la grammatica mia. Bitti su idea, insomma, familiare dei suoi genitori, di me mandare a studiare, ma sul periodo bellico, sul periodo della guerra, sa come si chiama la carestia, che nervinita di tante cose. Quindi, dopo inizia la quinta elementare, babbo, essendo carsolaio, mi ha nato come sede sinocche a fianco mio e impara su carsolaio. A sostempos andare schinono non è possibile, ma non solamente in domo, in tutto, sul rispetto per i mannos. E quindi mi sono seduto a lavorare con babbo. E sempre di sostempos, a deca annos, ha incominciato a peccare interessamento per su cantatenore. Una cosa che abbiamo fatto tutti i spizzinnos. E su zero, come da chi a notte, e sorsovano si siano a cantare le belle spizzinnas. E in sostempo le famiglie sono numerose. In una doma è facile che bisogna benamente battere chimbe di piscinar de cantare. La famiglia è composta di uniche persone. Quindi incominciano calcolando dai piscini del 7 di che 8 anni veramente a 20 chimbe, tanto generalmente non si 2 anni viene una schiattuna. È quasi una regola. E quindi i cantatori arrivavano a cantare, a questa dome cantano a questa piscina e cantano a quest'altra, ma siccome che sardomo schina a cannapare tutto quanta, e tanto non si non venire a decantare, quindi in uno che nato era facile che cantavano a questa, cantano a quell'altra, insomma, e così via. E noi spessino ascoltavamo su questo sovanos o che cantavano, e poi lo storchiamo a quando si incannaiano e abbiamo incominciato, insomma. Incominciato, bello, insomma, e poi abbiamo compreso che veramente tra noi si battono un poco di accordo, a tre che battono di cannor, di gai. E naturalmente che maturando esos annos è chiaro che non sono che ha fatto la compagnia sua. E in questa compagnia binnaiata la maggiore parte cantaiana. E tanto cantiamo per noi. Cantiamo per noi, de gai insomma e così via. Sei cannor geo, già canta io che sono mannos. Sì, mi preferivano a cantare, insomma, non lo so, in uno silleri,
e prosciutto trattiamo di selleri di vino che si inniano di produzione locale, in cui il sostenore non mancano mai, e se sente manno annaiata i cui annaiata, e a me mi piaciata in tennis so scantor de sormannos prosciutto rispetto a sol de sorsovanos. E tanno si a caso per esempio in interesse, che quando vennai a battere sostenore, bitti già bitti, tanti ti arta sa percentuale di questa tradizione, adesso che hanno imparato su cantatenore, perché ormai sì, se le fa chi uno corso mesiocche per esempio, mi piace a metà fa questa mesiocche, canta io, però se mesiocche mi piace di più. E tanno canta io che sono mannos, mi trattenio, è chiaro che poi ti straccata, che non potete stare, non so, insomma, chi sente manna, insomma, dopo di quello canto poi. Ecco, quindi appo iniziato proprio in questo modo, poi tanno mano a mano, crescendo, maturando sos annos, sa companzia è diventata più numerosa, è diventata più interessata su cantatenore, e poi tanno noi come siamo su zero, a fine travaglio, non baiata un'altra alternativa, non baiata televisione, non baiata radio, in su tempo, e sartomo non baiata nulla, o colaia su zero, o che sono mannos, che sono genitori, e se no, giustamente, uno giovane non può colare su zero, che sono genitori, scaro, nos uniamo tra compansos, su mezzo litro di vino, insomma, e così via, e poi via a cantare spicine, insomma, e così via. Poi intanto, quando è rientrata Sassente dai sovronti su Barantakimbe, sono canti si sono intensificati, sono canti, insomma, naturalmente è una cosa che non è da sé, rientrando nel sovano, sono canti ti viene a aumentare. Quindi, se cantaiata che in più frequenza, che in più intensità, che i sorsilleri cantaiano tutto, no, però una cosa che è meta importante di questo canto a tenore, non si è cantato mai a sfidia, mai. Per cantare questo tenore, che hanno terminato educatamente, si dimanda terminato, si possiamo cantare noi. Ecco, questo è una cosa, penso che è stata indonsida, che non ha inteso mai nessun lamento, debba essere tapito una questione tra cantatori, procurare di disturbare satiro cantando questo tenore a cantare un altro tenore. Quindi tu non disturbo che si dà iata. A sos tempos però non vai a gruppi costituiti. Si sente cantare de gai ma non vai a gruppi costituiti veri e propri. Quindi sos avvisos dai enti provinciali di turismo, sia di Nugoro che di Sassari, arrivaiate invito a suo comune. Poi tanno i suoi comuni che caramaiata si sente che chiediate partecipare a questo festival. E abbiamo cominciato, insomma. E dai cui, per esempio, noi, i tenori di Bitti, non l'hanno dato so sateros, capruite, rappresentaiamo, a Bissi rappresentaiamo noi. Quindi poi nel veneto periodo, insomma, nos costituiremo legalmente, e quindi nos siamo dato proprio questo lumine. Però che gli tornare un po' dai secos de cannaio 20 anni. A 20 anni, addirittura su cantatenore, è stato proibito. Quasi conno come la pensaiano los carabinieri, e tu non canto di burdello, e tu non canto di disturbo. Quindi in Selleri non querían cantare a tenore. Ma questa non è una cosa che non va bene, questa è una discriminazione, insomma. Non è giusto, insomma, chi non priva di questa cosa. Bene, intanto in questo periodo proprio che manta 2 a 20 anni, io mi ho buscato 2 contravvenzioni per disturbo della pubblica quiete.
naturalmente, su disturbo di questa pubblica qui è entrato in vigore dai sassunnichi e notte. Tu figurati un sobano, insomma, si è girata sassunnichi e notte, insomma, prima sassunnichi e notte, per schiate resistiu. E poi in queste due contravvenzioni è pesante, 2.500 francos, che sono tempos induros a pagare 2.500 e altri 2.500 sono 15.000 francos. Bene, di questa cosa è chiaro che in domo che battapito tanto e tanta albria, insomma, babbo, mamma, insomma, ma tu non che voglio sa domo, no? Che in questo scanto ormai è il tempo della terminare, ma io non la termino, insomma, che promene io non so che nulla di malo. Ci hanno a cantare, mi piace che fanno a cantare, e quindi io me la mantengo. Poi non siamo fermati intanto, malgrado ciò non siamo fermati, abbiamo continuato, ma tanto andiamo su 7-8 decche, e quindi non si tratta di contoni, insomma, di grutos, insomma, e così via, e poniamo su, poniamo su. Canno intendiano arrivare ai carabinieri, che sono tempo, gli ho chiesto i scarponi il ferrato, a Ponsitas, capito? E so come si chiama, fatta impretato, le stradine, insomma, dessa ida. Quindi si intendiano dai largo, si intendiano, quindi via partenza in brighiamo, insomma, e così via. È chiaro che di questa cosa, io ho capito varie occasioni che mi viene a conca questa cosa, insomma. Canno su tenore e a tapetu una certa esaltazione da parte della gente di cultura e mettissimo concertos, soprattutto per spiegare in continente, io hanno trattato di questa regione. Infatti si spiega io che questo stress, io che ne so cartellino penale pulito, e Daniele invece non io che te pulito, io che te tinta ruggio, io che te. E non è che sia innocente, no, io sono colpevole. Oggi, la persona indagata per una qualsiasi cosa, direttamente si dichiara innocente. No, io sono colpevole. Sono colpevole e sono veramente orgoglioso di mai ribrutato sul cartellino penale, sapidina pelare, di me l'hai brutata, però me l'ho portata a cantare questa bella spessina. E questo come la fa orgoglio. Prima è una cosa che mi ha pesato, poi io senza orgoglio questo. Su 95 poi abbiamo sconosciuto a Peter Gabriel. Ecco, in Peter Gabriel abbiamo saputo la richiesta, noi tramite innanzitutto chi schiata che bitti questa tradizione del cantatenore in Sardegna. Però noi schiati, insomma, che poteva essere valido, insomma, e così via. Quindi ha pregato un amico suo di mandare tutte le registrazioni che vengono in vendita del canto a tenore. E questo ne l'ha buscato 32, insomma, e così via. Quindi si hanno ascoltato queste, come si chiama, queste incisioni di musicassette che hanno funzionato da gai. E si scelta è rotta anche noi. Quindi nos invitano a, come si chiama, a partecipare a un festival in Spagna. Siccome che Peter Gabriel ha istituito questa uomo da organizzare il festival in tutto canto sul mondo, tramite la conoscenza sua di Peter Gabriel, riusciamo a buscare sul finanziamento, insomma, dai vari amici delle varie nazioni, insomma. Quindi partecipamos a questo festival in Spagna, a Cáceres,
E questa uomo organizzata questo festival in Batos Palcos. Batos Palcos, il palco principale e altri tre, insomma, in un parco secondario, ma diviso in varie piazzas, costruiti, come si chiama, generalmente la chiamano fuori sos parcos, i foras, ma in Spagna l'hanno fatto in Batos piazze diverse. Sono che a noi siamo andati sul palco principale. Sul palco principale, e noi sono andati a cantare tutto sul repertorio nostro, sia profano che religioso. Abbiamo cantato tutti i canti, che è durato un'ora, quando siamo riusciti dal palco, dietro le quinte, baccatamo sul direttore artistico dessa uomo da chi si interpreti, su quale che nos hanno nato. Voi da questo momento siete entrati nella nostra etichetta. Domani mattina a colazione approfondiremo il discorso. Sincero Manzano, nos siamo accattati a questa colazione e i nove nos hanno nato. Fra non molto sarete chiamati in Inghilterra per incidere con la nostra etichetta. Bene, le saponate sono scomparse. Tenete in mente, oggi è 7 di maggio del 1995, questa dia è di incorniciare. Questo stesso mese di maggio, in Triulas organizzano un festival in Reading, in Inghilterra, e poi 2 giorni dopo dobbiamo andare a Boccos per incidere di Peter Gabriel. Il nuovo geo che hanno avvisato ha risposto che è impossibile partecipare per il motivo che abbiamo spiegato impegno in un festival a Budapest. Cosa che hanno nato, i sostenitori dei visti sono impegnati, noi buscamos un altro tenore. Questo altro tenore, no, anche Peter Gabriel, no. Lasciamoli riflettere intanto, se poi per la seconda volta ci dicono di no, vale a dire che ripiegheremo per un altro tenore. Gente narra savedo, o bon narra savedo, non conoscia il valore di Peter Gabriel. Non lo conoscia, a funno. Però ma tu sei perdendo occasione per un manna che ti può capitare in vita. Tu non conosci Peter Gabriel. Ma io ho questo impegno, io ho dato questa parola, ma questa parola, lasciali stare questa parola. Pone in mente, torre chi ama Peter Gabriel, sente chi, non schiria bene, e via quindi a Conovacas a Budapest, spiegano questa cosa che nos ha chiamato Peter Gabriel, questa cosa preparata dai prima, però noi siamo data, quindi era data scusta. Non dispiegate, però, sor di Budapest schiano questo valore che ha Peter Gabriel. Andate pure in Inghilterra da Peter Gabriel, ci vedremo il prossimo anno. Sanno niente, non hanno chiamato a Budapest. E via, in abbiamo sconosciuto poi a Peter Gabriel. E Peter Gabriel, insomma, venne tutte le vie a sala di incisione, che venne a battere la sala di incisione, che funziona. Abbiamo 170 artisti, di tutto quanto il mondo. E in cui noi siamo sapiti su massimo proprio, la massima attenzione da parte sua, tenendo conto che nessuno di noi sa das inglese. E se non fai das italiano, e aggiungiamo pure, insomma, che tutti i artisti che vengono in cultura hanno das inglese, tranne che noi. E che siamo stati su festival organizzati che nos hanno chiamati in Australia, in Nuova Zelanda, in Singapore, insomma, poi in tanti luoghi di Europa, in Lisbona, come si chiama, Manchester, case di Venezia, insomma, che inviti pure Peter Gabriel, insomma.
la FAO, come si chiama, al Colosseo in Roma. Intanto tantissimo loco, noi siamo un rispetto particolare, tutto quanto nos conosciamo de gai, e a tutto quanto lo scaramano all'uomo, noi nos scaramano i tenori di bitti, che su passa nostro i tenori di bitti, tutto quanto li chiamiamo tenori di bitti, non solo il nostro, capito? Da qui poi è partito sul lancio della grande stampa nazionale, della grande televisione italiana, insomma, che non fa dato tutto, insomma, dei nostri beat sono andati da Peter Gabriel, queste costate, e poi è diventato veramente Fabio Fassio, con quelli che il calcio, capito, noi abbiamo acclamato pro una trasmissione, siamo andati al 22 via, quindi è stata una grande pubblicità di questa. E via, poi queste cose a ripetizione, insomma, su nome si sparto, insomma, dappertutto. Prima è arrivato all'infinità, poi è arrivato su come si chiama, sul riconoscimento da parte dell'UNESCO o su due Kimbe. Allora, sul riconoscimento dell'UNESCO è arrivato, sì, sul progetto presentato da questa provincia in Ugoro, il presidente Francesco Licheri. Ma Francesco Licheri, non è che ha presentato Gai, sul progetto, Francesco Licheri ha presentato il suo progetto, che è schiata, savamosità che hanno sostenoresi, che savia che abbiamo saputo, e tutto quanto abbiamo collaborato, chi più chi meno, abbiamo saputo, savia, insomma, di inchiocare su tenore dai ursillerisi, dai suoi squilesi, dai suoi stusoglios, dai suoi sposos, dai festas tradizionali che si hanno in piazza. E anche la Rocca Foras non è stato nulla facile. Siamo resistiti anche locare a Cudala e Somare. Siamo resistiti anche locare a Cudala di Somare Manno, le sormontes che non separa dall'Europa. E in ocche abbiamo contribuito tutto, non è che si può dare il merito a uno tenore, no. In ocche il merito l'abbiamo tutto, lo schimos, o giranne, il sostempo, so scraro, insomma. Nessuno ha dato il suo contributo suo, mettavasi le curde che ti pospaco con noto che cosa che ha dato prusu, e ti snata che si besta sapato un scrittore, magari intendendo il gusto, un scrittore che ti è interessato delle tradizioni e popolari, insomma, e così via, carchetto musicologo, carca antropologo, ha scritto, insomma, e ha dato risalto in varie parti del suo mondo. Quindi il suo merito è un pacco di tutto, insomma. E questa è stata una cosa molto importante. Piccamos a regione dai inizi del canno è stato convocato un aro dal canno ci ha convocato questo battero elementos a fare per questa regione di costituire un gruppo. E tutto il battero, tutto stress me non ha chiemo. Guardate, se mi nasce schiemo che noi possiamo andare da innanzi, il bisogno che noi non possiamo in conca di una disciplina. O andiamo e facciamo le cose arveniate, oppure lasciamo stare e cantiamo dei gai. Ma però queremo le cose arveniate, il bisogno di rispettare tutto quanto le regole che poi possiamo narrare. Intanto, teniamo conto, la prima cosa è la famiglia. Dopo la famiglia è il suo tenore. Non va a altre cose, non va a sposalizio, insomma, de frate, de fratelli, queste costate, insomma, tierla, che colete a da innanzi di suo tenore. Se noi ci piccamo un impegno che suo tenore, lasciamo stare, sa come si chiama.
ma non solamente esas cosas alegres de come si chiama, de divertimentos, ma anche le cose luttuose devono essere superate, devono essere. Dopo della famiglia deve bene il tenore. Di accordo, perfetto. Noi siamo arrivati a questo punto che abbiamo sorpassato ciò che abbiamo deciso, cioè prima la famiglia e poi il tenore. No, abbiamo sposto prima il tenore, poi la famiglia. E ti spiego. Sara ha poi trattato di questo viaggio che abbiamo fatto in Svezia e noi siamo mancati 20 giorni. E 20 giorni che ne peccatos, che ne brancos. Ya ha potuto toccare la carzoleria mia. Tancredi ha dovuto toccare la barberia sua. Piero ha dovuto ponere un operaio de pastore. Battore ite travaglianne in come si chiama in travaglio demaniale e si sta sentato. Quindi nessuno di noi si ha girato de che vrancos ad monostra. Questo significa abbandonare la famiglia. Naturalmente siamo andati su consenso di essere nostre. Non siamo andati a Gaia a casaccio. No, siamo andati su consenso di essere nostre. Che io le ho saponato, guardate, questo potete essere veramente un lancio, potete essere. A chi me lo questo sacrificio? Invece di mannicarmos a pesse e a pisca, mannicamos a pane caso, mannicamos. Ma a chi me lo questo sacrificio? Meta vasili che noi che ne pemas a carchi merito diverso. Bene, siamo mancati 20 giorni. Ma dopo 2 anni questa medesima organizzazione non capicata in America. E tanto sono tornata per visita e dai questa. Quindi, sacrificioso non abbiamo fatto che ne conto. A mantenersi accordo. Mantenersi accordo non è facile. Noi siamo già 34 anni che non siamo costituiti legalmente, cioè legalmente non siamo costituiti 20 anni fa, insomma, ma 34 che non siamo costituiti come gruppo. E questo gruppo ha manteso che tutto quanto noi siamo autodisciplinati. Abbiamo manteso la disciplina che noi abbiamo imposto. Se uno appena mancato non lo so, le prove, metamente importanti, le prove si devono fare frequenti, si devono fare. Di accordo, benissimo. Una via che si arriva a rispettare tutto quanto queste regole, poi si deve briare. Non si deve briare, insomma. Se i soldi che branco sono bisogno entrato, quando bisogno entrato, è stata una cosa che si è ripartita. Come si chiama, al chiaro di tutto, insomma. L'accordo si mantiene che uno è rispettoso dei spazi che si hanno. E i spazi devono essere rispettati e uno si sente vincolato. Io lo considero come un vincolo questa cosa. L'ho considerato come un vincolo e come un vincolo è stato manteso. Che in questo a Pompiate noi non manteniamo accordo e facciamo le prove come la sopessanno io, insomma, le prove fatte frequenti, non che durano metà, ma è importante a cantare frequenti, insomma, in modo di porre le scorde vocali in movimento bene, insomma, e così via, la addestrare bene. E poi, quando noi
arriviamo a incidere, per esempio, un disco. Da questo disco noi ne dobbiamo ricavare un consenso unanime da parte dei suoi studiosi, da parte dei suoi antropologi o da parte dei suoi etnici musicologi. Se noi resistimo a convincere questa gente, insomma, che noi possiamo essere all'altezza di poter competere, noi possiamo resistere questo pesante e penso di resistere, di andare a cantare a qualche circolo azzardo in Europa. Questa è la massima aspirazione mia. Se noi non resistimo a convincere ai custos, su convincimento che è narrare che questo è che si può scrivere. Se noi non resistimo a convincere a questa gente, nessuno scrive di noi restiamo cantatori del Silleri. Quindi picchiamo il massimo impegno e a Sarabide resistimo a realizzare qualche cosa. Ecco, questo è dunque, insomma, di mantenersi d'accordo, cioè mantenere la disciplina. La persona deve essere autodisciplinata, mantenere la parola del suo spatoso atto, de commente abbiamo trattato, e poi sicuramente che andiamo a